È morto domenica sera nella sua casa di Piscina San Samuele Giancarlo Ligabue, imprenditore e paleontologo. Aveva 83 anni, studioso di fama internazionale, laureatosi in geologia e in economia, aveva poi ricevuto varie lauree honoris causa nel corso della vita. Ligabue, erede di una delle più grandi dinastie imprenditoriali italiane attive nel settore del catering, ha sviluppato l'omonima azienda affidandola poi al figlio. Appassionato sin da ragazzo di pallacanestro, è stato anche presidente della Reyer dal 1962 al 79, riportandola in Serie A. La sua grande passione però era la ricerca, fondatore del centro situato all'interno del Museo di Storia Naturale di Venezia. Ha partecipato o diretto, in collaborazione con le più importanti università del mondo, 130 spedizioni nei 5 continenti. È stato l'autore di scoperte paleontologiche e archeologiche sensazionali, riportando alla luce anche giacimenti con fossili di ominidi e di dinosauri nel deserto del Teneré, in Africa. Grande amico di Piero Angela e di Massimo Cacciari. È proprio l'ex sindaco a chiedere ora che gli venga intitolato un museo. Mi auguro che questo impegno poi che ha caratterizzato tutta la vita di Giancarlo possa avere come effetto ora, dopo la sua morte, la costituzione di una fondazione museo in suo nome, magari nel suo stesso palazzo, Giancarlo ha raccolto una quantità straordinaria di reperti archeologici da varie aree culturali di grandissima importanza, di enorme importanza, e per Venezia un museo di questo genere sarebbe un'acquisizione davvero straordinaria.